buonasera a tutti. Questa sera c'è una puntata del ciclo La Visione, questo ciclo di incontri con un titolo credo quanto mai appropriato per un'accademia come l'Accademia Nazionale di San Luca, è stato concepito, promosso e attuato da Paolo Icaro quando, fino a pochi mesi fa, è stato presidente dell'Accademia, adesso è vicepresidente, secondo la tradizionale turnazione che c'è nella nostra Accademia, e quindi è doppiamente significativo che a parlare con Adachiara Zevi ci sia lui stesso, che ha appunto creato questo ciclo, e Maurizio Mochetti. Tra l'altro una notazione, diciamo, credo molto simpatica, è che nella iniziativa che poi dà il nome anche alla serata di questa sera, cioè Arte in Memoria, come voi sapete Arte in Memoria è una biennale d'arte che si tiene ormai da molti anni e in un luogo che più rimarchevole per la storia della cultura occidentale, non solo occidentale, non si potrebbe trovare, perché, come credo tutti sanno, si tiene nella sinagoga di Ostia Antica, un luogo veramente sacro alla cultura della storia dell'umanità. E tra l'altro ho il piacere di dire che nell'occasione di questo incontro è comparso qui in Accademia un libro che si chiama, che ancora, credo ancora non circola, è appena uscito, La Sinagoga di Ostia Antica, e che reca come sottotitolo 60 anni dalla scoperta e 20 anni di arte in memoria. Celebra appunto, è a cura di Alessandro D'Alessio e Adachiara Zevi, e quindi da un lato ripercorre la storia molto complessa di questo luogo fenomenale e ripercorre la storia della Biennale d'Arte, sulla quale, e non solo su quella, prima di iniziare la discussione, diciamo la giornata della visione, vedremo un filmato che ci ragguaglia ampiamente sulla storia di questa iniziativa. E appunto ricordavamo come alla prima edizione dell'iniziativa uno degli artisti presenti era proprio Paolo Icaro, è stato proprio Paolo Icaro, e nell'ultima edizione, la più recente, tra gli artisti c'è Maurizio Mochetti, quindi è così un dato aneddotico, però insomma non privo di un senso profondo, su una certa continuità di pensiero, di arte, di spiritualità. Io tra l'altro sono personalmente curiosissimo di leggere bene questo libro, perché è da quando ero ragazzo, che io visitavo con grandissima passione Ostia Antica, sempre tanto piaciuta, anche perché poi vicino agli scavi c'è il castello che è pieno di opere quattrocentesche, che è la cosa che a me poi in realtà interessava di più, però la fascinazione degli scavi. E mi ricordo che fin da quando ero ragazzo c'era una grande disputa tra gli eruditi, e cioè se la sinagoga di Ostia Antica non fosse addirittura precedente, almeno la fondazione precedente alla distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C., a opera delle armate dell'imperatore Tito, di cui vediamo una delle immagini famosissime nell'Arco di Tito all'imbocco della Via Sacra. Ricordo che alcuni sostenevano la tesi, e anche eruditissimi, che in verità la sinagoga di Ostia precede quell'evento di poco, ma lo precede. Altri sostenevano invece la tesi che fosse stata creata successivamente. Non ho letto il libro, quindi non so ma sono sicuro che alcuni aspetti di questa tematica saranno sviscerati. È una tematica decisiva nella storia dell'archeologia romana, italiana.
Però non è questo l'argomento del nostro incontro. Ada Chiara Zevi, che come voi sapete è un architetto, è una storica dell'arte, che a questa iniziativa della Biennale ha dedicato e dedica tanto delle sue energie, della sua creatività, sia pur di studiosa, e naturalmente se ne parlerà adesso, quindi non abbiamo nulla da anticipare se non il piacere e l'onore di avere qui una personalità come lei. L'Accademia ne ha profonda stima, rispetto e ammirazione. E mi piace ricordare per un attimo, per chi non se lo ricordasse, che la conferenza, io la chiamo conferenza, ma insomma sarà un dialogo tra i due grandi artisti e Ada Chiara, e questa conferenza arriva dopo una serie di giornate dedicate al tema della visione che annoverano personalità davvero monumentali. Voglio ricordarlo, la prima conferenza del ciclo La Visione fu tenuta proprio invitato personalmente da Paolo Icaro, da Roger Penrose, il premio Nobel della fisica per il 2020, uno dei più grandi studiosi e intellettuali e scienziati oggi sulla faccia della Terra. Quindi, tra l'altro la sua conferenza si può vedere online, è bellissima, cioè, davvero bellissima. Poi ci riferiamo al 22, perché la visione è cominciata da poco. Venne poi la professoressa Giacomella Orofino, che trattò argomenti anche questi di abissale complessità e bellezza, la tradizione del buddismo indiano, i suoi riflessi nell'arte e nella scienza anche occidentale. Poi fu la volta del professor Agostino De Rosa, che è un grande studioso che insegna a Venezia e che tenne una conferenza di enorme suggestione sulla tematica del vedere e del non vedere. Poi parlò uno dei più grandi storici dell'arte del nostro tempo, Victor Stoichita, rumeno, ma in verità uomo internazionale, docente, sommo iconologo, autore di libri che hanno inciso profondamente, incidono profondamente sulla visione della storia dell'arte del passato e del nostro tempo. Poi c'è stato il cardinale Gianfranco Ravasi, e non ho bisogno di dire quanto il livello di quella personalità sia oggi, come oggi, eminente. Quindi Ada Chiara Zevi oggi interviene su questo cammino che possiamo dire rimarchevole. Quindi a questo punto verrà proiettato il filmato che dura una ventina di minuti, se non, no, lo dico soltanto a titolo informativo. Insomma. Poi dopo Paolo Icaro e Maurizio Mochetti prenderanno posto accanto ad Ada Chiara Zevi, che terrà un ampio intervento e poi dialogherà con i nostri grandi amici. Quindi, cari amici, cominciamo questa serata. Proiettiamo dunque questo filmato.
Allora io così a nome dell'Accademia ringrazio ovviamente i coraggiosi che sono qui presenti, nonostante appunto una pioggia un po', non dico battente, ma comunque ha reso sicuramente più gradita la vostra presenza. Strinati ci ha già raccontato un po', linee sommarie e così, perché siamo qua e perché chiamiamo visione, non tanto il momento in cui si vede, ma nel momento in cui chiudendo gli occhi si ha la visione, cioè non la vista, ma il desiderio, il sogno, il progetto. E naturalmente uomini di visione ci sono già personalità, insomma ci sono già avvicendate, e questa sera abbiamo veramente il piacere anche affettuoso nei confronti di questa Ada Chiara Zevi, che avete visto con che continuità, tenacia e con che apertura mentale, se vedete la varietà degli artisti e delle proposte. Non sta a me parlare dei risultati, dico soltanto che da più di 20 anni Ada Chiara Zevi si è profusa a dialogare con gli artisti per avere prima un contatto così tra il luogo, accompagnandoli a passeggiare, e è abbastanza faticoso anche su quelle pietre romane lasciate lì. Le rovine sono sempre un po' impegnative, no? Su e giù, ma fantastico momento quando ti accorgi che stai camminando nel passato, nella storia, e ti accorgi che tutto ciò che gli uomini hanno cercato di riscoprire è questo immancabile desiderio di memoria, cioè di ricordare ciò che è stato, come se non avessimo abbastanza da ricordare ciò che è, però è un istinto quello, che l'attività dei nostri neuroni non riescono a non esaudire. Noi continuiamo a vedere appunto con la visione ciò che è stato e ciò che è stata anche un'architettura. Ecco, non c'è più nulla, ci sono due o tre colonne che rimangono in piedi, ma sembrano cercare un loro equilibrio per resistere, mentre la maggior parte delle rovine sono oramai risucchiate dalla forza di gravità e modellate dagli elementi. Quindi questo diciamo istinto a ricordare mi ha portato a fare delle piccolissime riflessioni proprio sul meccanismo della memoria. Diciamo che ci possiamo immaginare, difatti dobbiamo avere la visione dell'interno della nostra scatola cranica per immaginare un movimento di neuroni, diciamo, chiamiamoli così, ma sono diciamo particelle nervose che si comunicano una con l'altra a una velocità della luce attraverso diciamo dei contatti che noi chiamiamo sinapsi, va bene? Ma è meraviglioso. Noi siamo qua e stiamo ascoltando io stesso la mia voce, voi la mia, ma i nostri neuroni stanno viaggiando.
E se io riesco a terminare una frase e voi a comprendere quello che cerco così un po' stentatamente di concludere, è perché i neuroni ricordano il soggetto, poi il verbo, poi l'oggetto. Senza una memoria, immediata, inesauribile, inevitabile, non collegata alla nostra volontà, noi non riusciremmo nemmeno a mettere un piede davanti all'altro camminando, perché non ricorderemmo nulla. Noi ricordiamo costantemente, perché abbiamo questa attività neuronale sin dai primi vagiti, proprio le prime ore della nostra vita, inesauribile fino al termine. Proviamo soltanto per un attimo a fare una distinzione fra memoria e ricordo. La memoria, anche nella sua etimologia, da memoris, è l'attività ampia, è un termine ampio dell'attività neuronale che immagazzina un po' tutto quanto, inevitabilmente e anche involontariamente. Quante sono le immagini che non avremmo voluto vedere, ma vedendole ce le ricordiamo. Ed ecco che viene il termine, da memoria, viene il termine ricordo. Il ricordo etimologicamente è e poi cuore, no? E riportare nel cuore, e quindi vuol dire la emozione, vuol dire la parte sentimentale, ecco, della memoria. Allora, diciamo, a grandi linee possiamo distinguere la memoria, che è, diciamo, attività collegabile anche alla ragione, alla capacità della logica, della matematica, della scienza, e poi abbiamo il ricordo invece, che è in modo più preciso e molto più intimo, è il modo di avere memoria, ma con conseguenze, diciamo, emotive, sentimentali. Tutto quello che abbiamo visto proiettato in questo bel documento è in fondo risultato di un desiderio, diciamo, come un capitano di nave, che sarebbe questa Ada Chiara che sta qui al mio fianco, e che ha deciso che nella memoria architettonica di quel complesso, ecco, di Ostia antica, in particolare però nel ritrovamento della sinagoga, lei ha iniettato un altro tipo di memoria, portando la memoria del lontano I secolo d.C. ai giorni nostri. Abbiamo visto i volti di molti amici, di molti colleghi che hanno lasciato lì un lavoro, ma l'hanno lasciato perché ci fosse memoria della loro intuizione, della loro ideazione, della loro immagine. Uno lascia un'impronta nell'erba, un altro costruisce una rovina, come aveva fatto alla Biennale Reis. Non si può adesso ripercorrere a voce ciò che abbiamo visto con gli occhi, però secondo me è un festival della memoria che noi diciamo in questo momento cerchiamo di un po' circoscrivere, no? La memoria come desiderio di non dimenticare, la memoria anche di quello che
il tempo nella sua velocità, eccetera, del passaggio del tempo, porterebbe via. Ecco, e quindi diverse di queste opere che sono viste qui nel filmato non sono nemmeno più presenti, sono solo memoria, anche perché diciamo questo progetto secondo me ha una nobiltà superiore all'oggetto, non è tanto una collezione di cose, ma è una sequenza di situazioni, di presa di coscienza e di attività memoriale. Ecco, il fatto che sia inclusa in questa serie di incontri della visione anche questa, io capisco benissimo, perché se c'è una visione diciamo così complessa e aperta, è proprio la visione che ha avuto Ada Chiara Zevi 22 anni fa, 20, quanti anni fa? Parecchi, perché ogni 2 anni ci sono 10 episodi, sono 20, no, sono 11 adesso. Poi adesso ce n'è 11, ma questo ve lo risparmiamo, vi facciamo incuriosire, poi vediamo. Quindi vi ho detto alcune cose così a braccio che non hanno sicuramente il sapore della novità, però vi assicuro che vedervi qua partecipare a una visione comune è sempre per l'Accademia un momento, vorrei dire, di riuscita. L'Accademia serve anche per questo. E adesso io vorrei che la parola fosse data alla Ada Chiara, e non voglio stimolare il caro Mocchetti, ma so che non vede l'ora di dirci la sua, insomma. Quindi Ada Chiara. Buonasera, intanto ringrazio moltissimo l'Accademia di San Luca per avermi invitato. Devo dire che le parole di Claudio Strinati mi onorano e mi imbarazzano un po' allo stesso tempo. E ringrazio moltissimo Paolo Icaro, perché devo dire che è stato lui a insistere moltissimo perché questa iniziativa venisse presentata in questa sede. Paolo è uno dei 3 artisti che espone nell'11ª edizione di Arte e Memoria, che è fuori dal filmato, ma che è in corso a Ostia Antica fino al 16 aprile. E Paolo è l'unico artista, direi, che anzi ha fatto 2 lavori, perché nell'ottobre del 2021 ha avuto luogo, sempre a Ostia Antica, un convegno di cui gli atti sono stati pubblicati adesso e sono quelli che citava Strinati. Quindi in quell'occasione, dove coincidevano i 60 anni dalla scoperta della sinagoga nel 1961 e i 20 anni di Arte e Memoria appunto dal 2002, in quell'occasione lui fece un'anticipazione dell'11ª edizione che non si poté tenere per 3 anni per via del Covid, e snodò, con l'aiuto di Oleg Mintzer, che è oggi qui con noi, con l'aiuto di Oleg snodò questo filo della memoria lungo attraverso gli scavi, partendo dal forno per la cottura del pane azimo finì indicando l'abside fatto da Sollewitt. E invece in occasione invece a gennaio, per l'inaugurazione di Arte e Memoria 11, appunto ha arrotolato questo filo della memoria e l'ha appoggiato su un mosaico bicromo della sinagoga. Quindi, detti ringraziamenti, io vi do qualche informazione appunto su questa
su questa iniziativa e poi insomma spero che dialogheremo, parleremo un po'. Allora vabbè, Arte in Memoria si è capito e detto che è appunto questa Biennale di Arte Contemporanea che si tiene ogni 2 anni nei resti, nelle rovine della sinagoga di Ostia Antica e ha raggiunto la sua 11ª edizione e gli artisti invitati sono finora 53. Strinati parlava della datazione della sinagoga, in realtà nessuno parla più di una datazione così precoce al I secolo, addirittura avanti Cristo, ma fino adesso si è sempre ipotizzato che il primo nucleo della sinagoga fosse della seconda metà del I secolo, quindi sicuramente successivo alla distruzione del Secondo Tempio. E in questo convegno che si è tenuto appunto a ottobre, questo convegno il professor White dell'Università del Texas, che ha scavato a lungo e continua a scavare a Ostia, ha un po' scombussolato tutte le ipotesi finora in voga, in quanto ha ipotizzato che la sinagoga, il primo nucleo della sinagoga, sia addirittura della seconda metà del III secolo, addirittura inizio del IV, quando in realtà invece la sinagoga ha trovato il suo massimo sviluppo, perché poi l'intero sito archeologico ha iniziato un periodo di decadenza nel V secolo. Quindi diciamo c'è questa ipotesi molto azzardata sulla quale in realtà quelli che hanno studiato la sinagoga fino adesso non sono assolutamente d'accordo. Quindi è ancora un luogo di forte dibattito rispetto alla sua datazione. Il suo ritrovamento invece, lo sapete, è avvenuto nel 61 durante la costruzione dell'autostrada per Fiumicino. Quindi sono comparse queste colonne che sono state, ma è molto interessante anche, adesso non entro nel merito, ma comunque in questo volume ha una prima parte archeologica dove vari studiosi sono intervenuti appunto sulla datazione, sull'altezza, tutti i frammenti che sono stati trovati, e poi invece una seconda parte che riguarda l'arte contemporanea nella sinagoga e dove ci sono interventi del direttore del museo di Cracovia, del museo ebraico di Cracovia, di una studiosa lituana e di un'altra studiosa americana, cioè vari interventi sul problema del recupero delle sinagoghe che ha luogo soprattutto dal 1990, cioè da quando all'unificazione, dalla caduta diciamo dell'Unione Sovietica, questo processo di ritrovamento delle tracce delle sinagoghe che 2 dittature avevano cercato completamente di cancellare. E quindi in questo processo di recupero delle tracce delle sinagoghe c'è un'ampia casistica di come questi luoghi vengono utilizzati. E alcuni vengono utilizzati appunto per l'arte contemporanea, ma vengono utilizzati per l'arte contemporanea, diciamo, come se fossero delle gallerie, cioè come se ospitassero luoghi che ospitano l'arte contemporanea. Invece, diciamo, la differenza rispetto alla sinagoga di Ostia Antica è che la richiesta che viene fatta agli artisti invitati è quella che creino un lavoro appositamente per il luogo. Allora, faccio un attimo un passo indietro e come è nata questa idea di arte e memoria? Allora, è nata in base a un'esperienza analoga che aveva ed ha tuttora luogo in Germania, in provincia di Colonia, è la sinagoga di Stommeln, che è una delle pochissime, anzi l'unica sinagoga che è sopravvissuta al nazismo in quella zona, perché era stata destinata a un deposito e quindi come tale era stata risparmiata dal nazismo. Dopo la guerra appunto è iniziato un processo di recupero, quindi di restauro. Prima è stata adibita a centro culturale, dal 1990 invece a centro per l'arte contemporanea. Non è particolarmente pregevole, è una sinagoga ottocentesca, abbastanza piccola, ma interessante perché ha ancora conservato il matroneo
E in questa sinagoga, appunto, da allora, il primo è stato un apripista per eccellenza, che è appunto Gianni Cunellis. Da allora ogni anno un artista crea un lavoro appositamente per il luogo. Io appunto ho saputo di questa iniziativa proprio da Gianni, e ho pensato che in realtà sarebbe stato bello riportare un'iniziativa del genere non in una sinagoga così non particolarmente pregevole, ma in un luogo di grandissimo pregio architettonico, artistico, storico e simbolico come la sinagoga di Ostia. Sono stata fortunata perché era allora sovrintendente una grandissima donna che era Anna Gallina, la quale con grande lungimiranza ha subito accettato di fare questo progetto, e quindi erano altri tempi, veramente era un altro mondo. Voi avete visto che nella prima edizione hanno esposto ben 12 artisti in vari posti della sinagoga, poi purtroppo il drappello si è andato via via assottigliando per mancanza appunto di, sappiamo la situazione, ma per mancanza di fondi, insomma, e quindi insomma però siamo riusciti a tenere il punto. Devo dire che è abbastanza miracoloso che si sia riuscito in un luogo archeologico a mantenere una continuità, perché ci sono attualmente ci sono altre esperienze di questo tipo in luoghi archeologici, però diciamo una continuità. Ecco, insomma, io ci tenevo molto che questa iniziativa avesse continuità, anche perché l'inaugurazione di questa mostra ha luogo in genere a gennaio e ha luogo intorno al Giorno della Memoria, e in qualche modo si pone anche un po' in polemica, in dialettica con il Giorno della Memoria, perché che allora, cioè nel 2002, era stato istituito solamente da 2 anni, però già se ne intravedevano in qualche modo le insidie, cioè quelle che vediamo che oggi si sono sviluppate come una bulimia di iniziative che sono concentrate purtroppo in un solo giorno e che spesso sono destinate solamente agli ebrei, che di tutto hanno bisogno tranne che di ricordarsi quello che gli è stato fatto. Poi spesso anche la preparazione che viene fatta nelle scuole è abbastanza affrettata, e c'è questa predilezione, insomma, diciamo, di fare in un giorno e poi lavarsi le mani per il resto dell'anno, no? E invece questa idea di legare il Giorno della Memoria con un'iniziativa che invece ha dei tempi molto lunghi, perché per preparare questa mostra ci vuole almeno 1 anno tra la visita preventiva dell'artista, il progetto, la realizzazione, l'inaugurazione, il tempo della mostra. Quindi che avesse, diciamo, questi tempi molto lunghi e avesse questa continuità nel tempo, e soprattutto, come diceva Icaro, che lasciasse una traccia di questa presenza, che voleva essere una specie di museo, così, museo neanche, no? Di tracce di arte contemporanee in un sito archeologico. Ecco, voi avete visto gli artisti che sono intervenuti, e diciamo che trattandosi di una rovina, quindi di un luogo all'aperto, automaticamente, diciamo, pittura e videoarte sono abbastanza precluse, e invece prevalgono naturalmente, come avete visto, le installazioni e le sculture. Allora, qual è lo scopo? Ok. Allora, cosa faccio? Lì, perché cade prima o poi. Lì. ecco, allora dicevo che appunto in genere qual è la reazione degli artisti invitati? Allora, generalmente la prima reazione è quella di un misto di entusiasmo, ma anche di preoccupazione per diciamo, l'impatto con un luogo così denso di storia e di memoria. Però in genere quindi c'è un'accettazione entusiastica. Ci sono alcuni casi invece
molto, per fortuna molto isolati e sporadici, in cui gli artisti si sono rifiutati di partecipare perché appunto la sinagoga non è un luogo espositivo neutrale, non è un luogo espositivo qualunque. Esporre in una sinagoga non è come esporre in una galleria privata o in un museo. Evidentemente la sinagoga è il centro dell'ebraismo ed diciamo, esporre in una sinagoga in qualche modo implica una adesione e proprio per questo alcuni artisti, facendo l'errore solito, no, di confondere un popolo con una nazione e un culto con uno Stato, pensano che esporre nella sinagoga di Ostia significhi aderire alla politica dello Stato di Israele. Detto questo, per fortuna sono casi molto sporadici. Allora, qual è il senso? Che cosa, per quale ragione, diciamo, io ho voluto fare questa iniziativa? Allora, come dicevo prima, nonostante Paolo abbia parlato moltissimo di memoria e l'iniziativa si chiama Arte in Memoria e si inaugura intorno al giorno della memoria, in realtà non è assolutamente una mostra a tema, cioè non si chiede agli artisti di intervenire in memoria di qualche cosa. Alcuni artisti, come avete visto, in realtà sono intervenuti, hanno fatto un lavoro in memoria di eventi tragici accaduti, ma altri artisti si sono soprattutto, perché questa è la cosa più interessante, si sono soprattutto relazionati al luogo e hanno fatto un lavoro che è il frutto del cortocircuito con questo luogo. Quindi il primo scopo, direi, di questa iniziativa è proprio quella di far rivivere questo luogo. Il lavoro di Cunellis nella prima edizione era assolutamente emblematico da questo punto di vista, perché lui ha fatto, con la sua moltitudine di uccelli, voleva riportare esseri viventi all'interno della sinagoga, che non potevano essere uomini, ma erano comunque esseri viventi. Quindi far rivivere il luogo non solo come vestigia archeologica, cioè non solo come monumento, che sarebbe se fosse semplicemente lasciato com'è, come vestigia archeologica, storica, artistica e simbolica di grande pregio, ma come luogo attivo, appunto, trasformarlo da luogo di culto, che comunque la sinagoga è ancora luogo di culto dove sporadicamente vengono ospitate delle funzioni religiose, per produrre cultura. Del resto la sinagoga storicamente è un luogo di cultura, oltre che di culto, perché il nome scola del resto lo spiega, e quindi farla tornare ad essere un luogo di cultura affidata agli artisti e quindi abitata dalle loro, appunto, visioni, che sono memori del passato ma radicate nel presente. Che cosa mi interessava poi di questo incontro, di questa idea, ed è il motivo per cui viene richiesta un lavoro ad hoc e non un lavoro semplicemente portato dallo studio e ambientato lì. Questo discorso, appunto, del rapporto intanto fra l'antico e il contemporaneo, fra questa reliquia, diciamo, antichissima e l'arte contemporanea. Perché la memoria, se è vero che la memoria è l'interpretazione frammentaria e individuale della storia, a partire da oggi, i meccanismi della memoria sono simili a quelli dell'arte e dell'architettura di tutti i tempi, cioè rileggere criticamente il passato, non per riproporlo pedissequamente, ma per interpretarne la lezione con una sensibilità contemporanea. L'opera è appunto la traccia di questo atto critico, del cortocircuito fra spazialità e temporalità distante. L'opera stessa è un atto di memoria. L'altro punto che secondo me che emerge da questa iniziativa è quella del rapporto fra identità e dialogo. Allora, intanto il luogo stesso è l'emblema di questo rapporto, perché la sinagoga non esiste una precettistica che dica
come devono essere costruite le sinagoghe. Le sinagoghe esistevano anche prima della distruzione del Tempio, ma si sono sviluppate soprattutto dopo la distruzione del Secondo Tempio e hanno sostituito, diciamo, alla centralità del santuario, hanno sostituito questa pluralità di luoghi in tutta la diaspora. Mi piace pensare oggi che in qualche modo le sinagoghe assomigliano, no, a un museo diffuso rispetto a un museo centrale, a un monumento centrale come era il santuario, il Tempio di Gerusalemme. Abbiamo questa pluralità oggi di sinagoghe. Allora, siccome non esiste una architettura delle sinagoghe, si assiste in ogni sinagoga a questo fenomeno interessante di rapporto fra l'identità e il dialogo. L'identità sono quelle caratteristiche indispensabili che descrivono ogni sinagoga una sinagoga, e sono appunto un orientamento verso est, cioè verso Gerusalemme, cioè l'oggetto della memoria, perché ogni sinagoga è memoria appunto del Tempio, la vicinanza a una linea di costa. Voi sapete che adesso dove c'è l'autostrada di Fiumicino una volta c'era il mare, poi il luogo, cioè questo armadio dove venivano custoditi i libri sacri, e il luogo dove questi libri venivano letti, così come una fonte d'acqua, e sostanzialmente questo, una fonte d'acqua. Ecco, e in ogni sinagoga ci sono questi elementi che la identificano, ma per tutto il resto, per la forma, per la decorazione, tutto il resto, in realtà ogni sinagoga è permeabile, acquista il linguaggio, assume il linguaggio ed elabora il linguaggio del contesto nel quale si trova. La sinagoga di Ostia Antica ha una struttura basilicale e i mosaici sono gli stessi, sia quelli astratti sia quelli figurati, sono gli stessi che troviamo negli altri luoghi del sito archeologico. Quindi secondo me questa è una lezione molto interessante e anche molto attuale, questo discorso della capacità di mantenere una identità e nello stesso tempo sapere dialogare con i propri vicini. D'altronde il mondo romano era un mondo multiculturale, quindi diciamo la sinagoga di Ostia riflette un po' questa apertura. Ecco. E mi pare che io mi posso fermare qua. I lavori li avete visti, alcuni lavori si ispirano, avete visto, alla struttura architettonica, moltissime sono, perché appunto gli artisti sono liberissimi di fare quello che gli pare nella sinagoga, e quindi alcuni si ispirano alla struttura architettonica, avete visto Cunellis, Dibez, Sollewitt per esempio, altri ad alcune peculiarità della sinagoga, per esempio appunto il pozzo, per esempio il forno, per esempio lo stesso albe. Avete visto il lavoro di Vitone che era ambientato nella zona proprio di questo abside, lo stesso abside che poi Lewitt ha in qualche modo ricostruito esternamente alla sinagoga. Altri si sono rifatti come Buren alla decorazione musiva. Altri ancora hanno ripreso la tradizione ebraica dei cimiteri, per esempio come Lorenz Wiener, che ha distribuito nella sinagoga queste 4.000 monete che i visitatori erano invitati a prendere come ricordo, no? Come gli ebrei usano lasciare un sassolino sulla tomba dei propri cari quando vanno a visitarli al cimitero, così lui invitava i visitatori a prendere una moneta come prova, come testimonianza dell'aver visitato la sinagoga, come Marie Eichhorn che partecipa adesso alla 11ª edizione, che ha portato queste 2 pietre da Gerusalemme, le ha appoggiate sul muro della sinagoga, creando proprio questo legame fra la sinagoga, diciamo il tempio, il santuario e la sinagoga.
Altri ancora si sono rifatti appunto alcune storie bibliche. Avete visto Ruth Berachah che ha fatto l'impronta di Golia, Davide, come si chiama? Le 5 pietre di Davide e di Vitone, e la scala di Giacobbe. Ecco, allora la cosa che più mi interessa rispetto a questo rapporto che dicevo identità e dialogo e soprattutto arte e architettura è questo fatto che appunto gli artisti intervengono con il loro linguaggio e che è riconoscibilissimo, però che nell'incontro, diciamo, fra il loro linguaggio e il luogo succede qualcosa per cui da una parte il lavoro acquista un nuovo commento dal luogo e dall'altra parte il luogo continua a vivere. Ecco, e questo è il motivo, credo, per cui anche nella pluralità dei linguaggi degli artisti, credo che ogni lavoro funzioni. No, funziona proprio perché è stato pensato apposta per lì, cioè si è ispirato a un fatto reale. Poi adesso parlerà Mochetti, che è intervenuto alla prima edizione, e il suo lavoro è molto particolare, perché ecco che lui secondo me può molto spiegare come questa declinazione fra il suo linguaggio, no? Il suo discorso sullo spazio, eccetera, il modo come si sia applicato alla memoria e soprattutto al luogo attraverso il calco di questa. Prima di tutto io ho aderito perché eri simpatica, altrimenti non l'avrei fatto. Primo, questo ci tengo a dirlo. Aspetta. Devo premere questo? Sì. Prima cosa. Grazie. Seconda, mi sembrava giusto scegliere una cosa che già stava lì, per cui ho chiesto, non mi ricordo adesso il nome, Anna Gallina, la sovrintendente. sì, Gallina, di portarmi nei sotterranei, nei magazzini loro, e ho pescato una scultura, Amore Psiche. Mi sono chiesto come mai stava giù e non stava su, perché insomma è bello, no? Ecco, e allora io ho fatto fare dalla sovrintendenza un calco per non fare un'imitazione, per non confonderlo col vero, l'ho fatto fare di un colore scuro invece che di marmo bianco. E questo è il primo passo. Secondo, io avevo già nel mio modo di lavorare dei lavori fatti sulla memoria, quindi non ho aderito alla tua memoria, ho aderito alla memoria. Ok. E in cosa consisteva il lavoro? Era divertente usare un Amore Psiche che già era lì, per cui non si sapeva se era un lavoro vecchio o se era un lavoro nuovo, e questo già mi intrigava abbastanza. Poi ho messo, e qui esce la memoria, ho messo a distanza i due calchi, in modo che la gente vedeva la prima cosa, che stava in mezzo alla strada, poi oltretutto l'avevo messi, e poi rivedeva la stessa cosa dopo parecchi metri, ma non so quanti erano, non mi ricordo. Beh no, lontanissimo, perché uno era la sinagoga e l'altro al Campidoglio. Avevo fatto l'entrata e l'uscita, no? O sbaglio? Quindi era difficile da lasciare insieme. Ah, vuoi io metto di qua? E allora, perché l'ho messi distanti? Perché incontrare lo stesso soggetto a distanza ti chiedi, oltretutto un soggetto che era naturale lì, alla nostra antica, ti chiedi come mai c'è questa ripetizione di un oggetto. Quindi, dopo che hai visto tutto, probabilmente se ti veniva questa curiosità, tornavi indietro e andavi a vedere, cercavi di ricordare cos'era questo, la differenza tra questo e quello, se c'era. Questo dovrebbe essere un gesto naturale, perché io non vedo mai due cose uguali a distanza in un posto dove è lo stesso soggetto parte del posto.
E perché ho fatto questo? Perché in realtà mi permetteva di annullare uno spazio. Io lavorando sullo spazio, praticamente erano due identità che era una sola, perché? Perché c'era questo processo di paragone dove il tempo che tu ci mettevi per arrivare a vedere l'altro, percorrevi lo spazio, ritornavi sempre a un punto. E quindi coincideva molto col mio lavoro. Che altro devo dire? Quello che vuoi. Quello che voglio. Io l'ho fatto questa cosa. Prego? Io l'ho fatta questa cosa avanti e indietro, però anziché ricordarmi... Ah, tu sei l'unica che l'hai fatta, è l'unica che ho confessato questo. Pensavo che Gli fossero altri... cose diverse, però avendo la fotografia, perché avevo la macchinetta di... Non mi dire che hai scoperto qual è la differenza. Io non ho mai dichiarata ufficialmente la differenza, perché non è importante questo. Cose di fare avanti e indietro. È riuscita? Sei riuscita a scoprire la differenza. Cioè io non l'ho fatta per scoprire la differenza, però vai a paragonarlo perché non puoi trovare due oggetti identici in un museo, insomma, non è possibile. Io non l'ho detto mai, lo dico qui, così almeno una volta per tutte. C'è una differenza, ma non era importante, ripeto, scoprirla. Infatti non l'ho mai dichiarata. Allora, dalla sovrintendenza, questi amore psiche stanno in una posizione alle due teste, esattamente le labbra sono qui e le labbra sono qui. Quindi se dovessero avvicinarsi, non si toccano le labbra, non si baciano. Io ho fatto voltare la testa di uno dei due dalla sovrintendenza perché mi ha dato il permesso, ho pagato anche molti soldi per farlo e l'ho messo in modo che quasi si sfiorano le labbra perché ruotando la testa dell'altro lo rimettevo nella posa, che è un gesto anticlassico, insomma, era strano, no? Questo fatto del pensare al bar. Se tu te ne accorgevi di questa cosa, capivi che c'era anche una differenza, che era inutile, era in più, non l'ho messa, cioè, altrimenti l'avevi dichiarata. E adesso non vale più niente. Oh. L'hai risposto poi il lavoro, vero? Sì, l'ho esposto in molti posti, sì. L'ho esposto dove? L'ho esposto. Sì, molte volte l'ho esposto. E l'ultima volta dove l'ho esposto? A Napoli. Glielo chiedo a Strinati. A Napoli. Stinati. A Napoli l'ho esposto, però l'ho esposto molte altre volte, sì. E la gente cammina, sì. E la signora? Sì, beh, lei è particolarmente curiosa perché la distanza era molta, per cui ha avuto un... All'aria un po' stanca. Io ho fatto altri lavori sulla memoria per far capire che è una coincidenza la tua memoria con la mia memoria. E di quali sono? Eh? Già che ci sei, di quali sono? Cosa? Gli altri lavori sulla memoria? No, vabbè, uno sono soldi. Allora io mettevo su una parete una moneta falsa, carta moneta, e da quest'altra parte un falso della moneta. La stessa moneta ma falsa, per cui era la stessa però. Per cui uno andava a vedere le due, non dichiarato però. Come mai c'era lo stesso numero di serie? Come mai era la stessa moneta? Cioè, anche qui era sconcertante perché non ci poteva essere una moneta con lo stesso numero di serie. Quindi doveva scoprire questo. Ripeto, non mi interessava questo, ma sicuramente uno andava lì e poi andava qui e tornava dall'altro sicuramente per capire qual era la differenza. Quindi aveva realizzato il mio lavoro. E questo ho tentato di farlo con la Banca d'Italia, è una storia stranissima, dove vado alla Banca d'Italia dove fabbricano i soldi, per entrare non vi dico cosa dico devo parlare con la persona più importante qui, già questi sconcertati. Ma che deve dire? Se lo dico a lei allora è inutile che prenda un appuntamento. Insomma ho passato vari filtri e non ho mai confessato il perché, scortato sempre, e arrivo in un ufficio
bussano alla porta, questi due che mi accompagnano, mi mettono un cartellino, bussano alla porta, appena apro fa prego, prego, entri, come se io lo conoscessi in realtà. No, adesso non vorrei dire che era Ciampi, ma era un direttore grosso della sede, è chiaro, il più grosso. Entri, stavo al telefono, aspettato. Bene, cosa possiamo, dopo la telefonata, cosa possiamo fare? Dico, guardi, io sono un artista e voglio una moneta falsa, autenticamente falsa, perché, attenzione, è fatta solo quando la Banca d'Italia l'autentica, quindi è come un'opera d'arte, la devo autenticare. Fantastico. Bene, e dico perché io vorrei fare una mostra dove metto la moneta vera, metto la moneta falsa e realizzo questa cosa. Interessante. Ma lo sa però che la moneta è un corpo di reato? Ah sì? Oh. Venga con me. Mi ha accompagnato nei Cavò, un mare incredibile, ma incredibile quanto era grande, tutto di monete false, uno scaffale di monete false. Addirittura degli acquarelli ho trovato, bellissimi, fatti a mano, acquarelli, pensa quanto valgono. Non mi guardare così. Va bene. Allora, sono stupefatto. scortati tutti e due da due col mitra, chiaramente. Ritorniamo in ufficio. E allora cosa posso fare? Pensava lui. Lei conosce il Presidente della Repubblica? Perché sembra che è l'unico che poteva dare il permesso. Dico, beh, io lo vedo tutte le mattine, abitavo a Fontana di Trevi, dal tabaccaio veniva sempre a comprare il tabacco, quindi lo conosco, ma non posso dire che lo conosco, lo vedo tutte le mattine. E non basta. Conosce il sindaco di Roma? Dico, sì, certo che lo conosco, Argan. Ma certo, allora lui subito, chiaramente, non credendo, ha telefonato a Argan. Ciao Argan, sono qui Mochetti. Ah sì, salutamelo, insomma. E quindi, però non è servito nemmeno Argan. Allora dico, e allora che facciamo? Era disperato, non sapeva come venirmi incontro. Faccio notare che non aveva niente da fare perché da 3 ore siamo stati lì. Vabbè, comunque, e niente, che è successo? Guardi, io ho pensato bene, le posso dare una moneta falsa, però lei ci deve mettere 2 carabinieri vicino. Dico, ma scusi, ma io posso fare una mostra con una vera e 2 carabinieri? Mi sembrava veramente una cosa folle. E dice, di più non posso fare però. E sono andato via. Non ho accettato naturalmente i carabinieri. Però poteva essere un'idea. Potevo mettere... No, era questa la condizione. Potevo mettere 2 suore e 2 carabinieri, secondo me andava bene. Si annullava tutto. Io ho finito. No, poi l'arco laser anche, no? Eh? Anche arco laser è sulla memoria. Quale? Arco laser. Ah sì. Ma molti lavori sono sulla memoria allora. Conosci il mio lavoro, come mai? Ho studiato ieri. Allora, sì, arco laser. Allora, si tratta di un arco circolare, chiaramente, dove metà arco fatto in tubolare di acciaio, metà arco è sotterraneo, sta sottoterra, e metà arco è visibile, quindi c'è uno virtuale, quindi è un arco completo, ma a metà è o sottoterra o fuori. Allora c'è un laser che cammina su questo tubo metallico, quindi è come molti sono caduti nel tranello, è come la nascita del sole e il tramonto, percorre tutto il percorso e poi sparisce. Perché? Perché sta percorrendo la parte che non si vede. È un arco completo, fa sempre lo stesso giro. Allora, perché ho fatto questo lavoro? Perché in realtà se io impiego per guardare la parte visibile, dalla nascita al tramonto, 5 minuti, poi io aspetto altri 5 minuti, se l'ho visto la prima volta ricomparire, aspetto altri 5 minuti, sembra mezz'ora, veramente mezz'ora.
Cosa significa? Che quando noi non abbiamo un'immagine il tempo è diverso. Che non ho scoperto niente, però è basato su questo lavoro qui, sullo sconcerto che c'è fra il visibile e il non visibile. E il tubo, la pallina oscillante, il tubo oscillante, c'è un tubo di alluminio lungo 6 metri, 7 metri, e dentro c'è una piccola pallina di acciaio, molto piccola. Questo tubo oscilla di niente, di pochissimo, un centimetro lungo 7 metri. La pallina comincia a rotolare all'interno, in accelerazione, perché piano piano accelera, e uno sente il rumore della pallina che rotola perché? Perché il tubo fa da amplificatore, fa da cassa-armonica, per cui mi amplifica il suono. È molto chiaro il suono, si sente. Uno è portato sicuramente a cercare di vedere qual è il punto dove sta la pallina, come quando uno vede passare un'automobile, il rumore dell'automobile fa così, ma magari non la vede nemmeno, però segue il suono. Arriva alla fine del tubo e quella non sta nemmeno a un quarto del tubo. Sì, è un gioco incredibile. Cioè cerca con l'occhio di capire, lo fa la seconda volta mezz'ora prima, cioè è una cosa incredibile. Cioè in poche parole non è che va lenta la pallina, è che se tu c'è una non relazione fra il suono e il tuono è un po' di secondi dopo, anche se va alla velocità del suono. Cioè la relazione che c'è fra il visuale, il visibile e il suono è sconcertante. Credo che Einstein pure ha detto una cosa del genere, dove sembrava che quando stava con la donna che gli piaceva 2 ore era 5 minuti. E quindi ho fatto abbastanza lavori proprio su questo sconcerto fra quello che vediamo e quello che sentiamo. Se posso dire, no? Visto che ti guardo in quel Non modo, inventare. io continuo, ma tu stai giocando con Einstein perché lui ha spiegato, ma guarda che io parlo nel microfono, sei tu che Spieghi, parli si fuori, sente meglio, guarda. ma io parlo a loro. Ah, ok, allora parla con loro. Tu devi proprio quasi dimenticarmi in questo momento, perché io sto per dire che quando Einstein ha una vecchietta che gli chiedeva, guarda, io non ho capito nulla della sua relatività, eccetera, così. Non ha capito niente? No, nulla, niente, diverso. E allora Einstein vede che c'era una stufa lì, no? Dove lei si riscaldava, questa, la vedi tu? Non la vedi, però in quell'episodio c'era la stufa. E dice, signora, vede, se la stufa è spenta, lei ci mette la mano sopra Ascoltava. e la può tranquillamente tenere perché è spenta. Si è bruciato. Se la stufa è accesa, lei mette la mano sopra e la toglie immediatamente. Allora, Che c'entra? appunto, è come i lavori che sono molto legati fra di loro, perché è un artista che sembra che sprizzi scintille di qui e di là, legati, però ma sono tutti pensa legati. Con una regola, no, il problema è che è sconcertante il legamento, il legame. Cos'è? Sconcertante? Sì, cioè perché se non lo fa insieme. Ma no, formalmente sono diversi, ma io mi vedo questa signora che continua a correre da un pezzo del tuo lavoro all'altro pezzo per cercare di scoprire la diversità tra amore e psiche. Sotto al tubo, accende il tubo e non è che corre lei, muove la testa, segue l'ipotesi. Io partivo dal primo lavoro, perché ho seguito tutto, amore e psiche. Amore psiche che cammini. Ecco, e scusa, il falso attaccato al muro e poi dall'altra parte un altro falso. Non c'è il suono. No, ma cammini lo stesso. Te fai camminare questa gente, no? Io faccio camminare perché realizzi lo spazio, Sì, lo annulli. sì, e sono lavori sulla memoria. O no? Sì, sì, sì.
Perché fai sta faccia che sembra che abbia detto chissà che cosa? Certo, quello della mostra da lei è più legato di tutti alla memoria. Beh, lei condiziona un po'. La cammina, insomma, non è la memoria. No, è lo è un'altra. Lo sai che io ho una versione, perché tu dici 7 metri. Sei stato proprietario di un tubo. No, ce l'ho, non sono stato. Ma non è 7 metri. Adesso mi sono ricordato. Sai come l'ho portato quel tubo da Piemonti? Fuori dal finestrino, no? Fosse bassissima, lungo 7-6 metri, ti immagini usciva dalla macchina davanti e dietro. Macerata. Comunque mi piace perché mi è sempre piaciuto molto, lui non deve sentire questo, ma questi diciamo che sono dei lavori che avvengono più che avvengono, perché c'è sempre un dinamismo obbligato o no, di senso, di sensazione. Ad esempio l'ultimo, quando lui parla di un arco, in effetti è una circonferenza, no? Una circonferenza mezza fuori dal suolo e mezza sotto. E quando noi vediamo il movimento di un piccolo segnale, lo vediamo percorrere la parte esterna, è ovvio che quasi quasi ci sembra già breve il tempo. Quando scompare quel segnale e percorre l'altra metà senza che noi la vediamo, a me è venuto in mente molto quando aspetti un treno o un autobus. Le file ti piacciono? Il tempo, se tu hai premura, il tempo diventa lunghissimo, anche se è in ritardo solo di 3 minuti, 4 minuti. Per te perché il tempo è un sentimento. Lo affermo adesso in mezzo alle sue confessioni, perché dovete sapere che stasera noi in diretta con l'autore abbiamo sentito delle confessioni che lui non aveva mai fatto prima. Lui non aveva mai detto quello che ha detto stasera, del suo lavoro. È registrato? Cioè, è tutto, non solo, in streaming. Tu sei in questo momento anche in Patagonia, però Un altro. no, dormono. Dormono, quest'ora in Patagonia. Però è entusiasmante, è la prima volta che io sento un artista dire del proprio lavoro senza, diciamo, descriverlo, no? Lui ha permesso a noi la visione di un lavoro che non c'è, che però l'abbiamo visto tutti. Ecco cos'è la visione. Quindi lo guardavo male perché è uno stimolo per lui. Guai essere proprio amicale, è noioso. È meglio essere un po' velenoso, ecco. E difatti vedo dalla capigliatura che tu ne hai avuti di questi contatti elettrici. Di che parli? No, io non parlavo con te. Parla chiaro, dimmi. No, ma non con te, io volevo dire i contatti elettrici li hai avuti, per forza. Se spengo l'elettricità, te quanti lavori? Dell'energia te ne hai bisogno, poco da fare. Quello della pallina, devo dire, è bellissimo perché invece non c'è bisogno dell'energia. Quello là? Pallina nel tubo. Ma io perché non ti sento? Non sono sordo, lei la sento a te, no, perché? E perché Parla al microfono. anche a me è la prima volta che dico queste cose in maniera che loro sentano. Della pallina, quello che... Sì. Quello è interessante. No, a casa mia. Pure quella. Scusa, quando è possibile avere una memoria, visto che da quanti anni noi non ci parlavamo? Da secoli praticamente. Io non mi ricordo. No, perché non sono secoli, io so se qualche anno. Tu non ti ricordi? Non ti ricordi? Veramente non mi ricordo di te. No, ma io... Mi hanno detto che sei Paolo Igaro. Sì, ma sai perché? Perché hai letto questo tu. Ah no? Sì,
cioè, hai fatto questa pulizia. Stiamo disturbando tutto il pubblico. Sì, ma adesso dobbiamo lasciare per un tasso di serietà dovuto a questo tavolo, capisci? E a questa tappezzeria. No, siamo in un posto serio, veramente, facciamo in serio. Però ci rendiamo conto che questa signora che ha parlato pochissimo in confronto alle nostre ceglie, eccetera, no, ha tenuto in piedi con una dote straordinaria, che è quella, non dico del silenzio, ma della riservatezza. È riuscita a fare 22 anni di lavoro e ne fa ancora, perché 11 ci vuole la panchina anche, perché 11 giocano e poi c'è la panchina, vedrai, ne farà di biennali. Con la situazione che c'è adesso Bellissima. nei siti archeologici. È più provocante, è più I provocante. direttori dei parchi. Me- No, è Comunque impossibile io non lavorare. sono d'accordo su questo fatto che È impossibile ormai fare queste quando un cose. posto già ha un senso, anche perché io cerco di fare il contrario. Prego? Ah, ecco. Sì, ma lui è il più tecnologico degli artisti che io conosco in tutta... Cioè, quando già c'è un senso diventa... Cioè, per me il posto non conta. Perché è lo spazio, hai capito? Come lo intendo io. Oppure che addirittura il mio lavoro designifica i significati, proprio basato su quello. Questo non vuol dire che io poi non riconosco la memoria, è chiaro. Però come artista lo affronto in un altro modo, capito? Tu mi hai detto che qualche artista non ha aderito. In nome di che? Perché l'ho pensava che Per una ragioni sinagoga non è un posto politiche. dell'arte, hai detto, no? Qual è il posto che non è dell'arte? No, lei ha detto No, molto è un po' precisamente che dell'arte, sembrava ma aderire che alla politica lo di associava Israele. ad altre cose Ma un artista? politiche, sì. Non è un artista. T'assicuro che lo è. Non mi dire il nome. Vabbè, per favore. comunque, era per dire come non fosse un posto neutrale, questo volevo dire, no? Cioè, l'artista sta proponendo una visione nuova di una cosa che già esiste, no? Esatto, E quindi, se il nuovo deve elevare il significato di prima. esatto. Infatti quello è il senso. Il senso di questa mostra è poi quello. Questo, sì. ogni volta di Certo. farla rivivere con una nuova Certo. lettura, con un nuovo Chiaro. impatto Sì, tra un'opera e l'uomo. Allora, questa è la memoria vera, capito? Certo. L'altro non è memoria. Certo. Però stavamo dicendo come è sempre più difficile fare queste cose, diciamo. Vabbè, è difficile fare tutto oggi. Esatto. Ancora di più queste Specialmente cose che sono essere un po' pagati, fuori. specialmente essere pagati, è sempre più difficile. Esatto. O trovare i soldi per fare le cose. soldi. Perché appunto, come dicevi, ecco, tu hai fatto la prima edizione, Ah sì? quando c'era una disponibilità, anche le Infatti ho preso, soprintendenze. sono diventato milionario. No, io. ma hai potuto fare quel lavoro. Hai potuto Ho realizzare... pagato 1 milione alla sovrintendenza per fare il calcolo. Sì. Non è vero, è per le basi. No, Vabbè, adesso per non avere entriamo- l'autorizzazione che diventava Sì, un'opera però- d'arte mia. Sì, però l'hanno realizzato loro, il calcolo l'hanno Certo, realizzato. non me l'hanno permesso di farlo io. Allora sto dicendo, adesso non dobbiamo fare i conti della spesa, Vabbè, adesso allora niente, sto abbiamo dicendo fregato. che allora era per la situazione, allora c'era le soprintendenze disponevano di... Tanti di soldi. beh, abbastanza da consentire di fare tanti lavori. Erano 12 artisti e si sono realizzati 12 lavori, di cui alcuni anche E oggi invece impegnativi. non le fa più il biennale con... Oggi non c'è più nessuna Ma tipo oggi di o nei cioè 20 le anni? allora ci sono due artisti che sono intervenuti, che sono uno Horst Heisel, che è un artista famoso per i contromonumenti che ha fatto a Kassel e altrove, l'altra è Maria Eichhorn, i quali, vedendo la situazione di decadenza della sinagoga, hanno deciso, quelle 4 lire che si sono trovate per fare il loro lavoro, di restaurare un pezzo della sinagoga. Eh sì, che mi sembra un bellissimo gesto che da una parte... Cioè, se io appunto- voglio No, costruire lì un'altra sinagoga posso farlo.
Allora, Potrebbe il essere un'idea problema è che geniale, appunto no? non ci sono neanche i soldi per restaurare o per Ma questo insomma non soltanto tenere. lì, ed è un po' dappertutto. Esatto, sto dicendo che gli artisti sono rimasti così colpiti da questo che hanno detto inutile che mettiamo un altro lavoro, cerchiamo di tenere in piedi quello che c'è. Non erano artisti. Ma è chiaro, scusa, l'artista deve fare l'artista, no. Vabbè. Dillo tu, Paolo, tu che lo sai. Diciamo, sono senza parole. È il titolo di un lavoro. Senza parole. Senza parole. Ma la faccenda delle energie, diciamo, che permettono poi di realizzare certe cose, queste energie, a parere mio, più che dalle istituzioni pubbliche, devono venire dal privato. Sapete perché? Il privato Adesso è così. Che si interessa delle opere di Mochetti, è un privato che diciamo desidera partecipare a quel lavoro, permette una realizzazione. È un privato che, avendo i mezzi, intendiamoci, però i mezzi privati, secondo me, hanno la grande possibilità e direi il dovere di entrare nel gioco, perché il gioco dell'arte permette a molti capitali di profitto di quasi pulirsi un po' la coscienza, ecco, di questi certe volte innumerevoli profitti, proprio sponsorizzando e aiutando la cultura. La cultura, secondo me, deve coinvolgere, affascinare questi signori che, in effetti, se pensi, tu volevi fare e hai visto una cosa bellissima in un grande spazio, tutto ricoperto di monete false, no? Di biglietti falsi, e tu hai notato un bellissimo acquerello, capisci? Ecco, allora, la forza per comprarti un lavoro è difficile, che secondo me non deve venire dalle sovrintendenze, lì, nemmeno dai comuni, deve venire dai cittadini. I cittadini, sì, i cittadini, nei cittadini, fra i cittadini ci sono alcuni che imprendono e come tali fioriscono, ingrandiscono, eccetera, ma ditte private, personaggi privati. Noi sappiamo, ad esempio, Agnelli è stato un grande collezionista, ma era facile, scusatemi, era molto facile. E quindi la collezione Agnelli è una collezione incredibile che ha permesso all'inizio dell'arte povera, ad esempio, di dare da mangiare a tantissimi. Non ci sono più quelli che parli te. No, Non esiste. no. Esiste. Hanno soltanto i soldi, ma non Sì, capiscono niente di cultura. appunto, ecco, Quindi, allora dovremmo riuscire noi a l'unica cosa che trovare. puoi fare è levargli un po' di soldi. Sì, È una rapina. beh, proprio te sei per il falso, per la rapina, sei andata alla Banca d'Italia, adesso capisco, stai progettando un terrorismo d'élite, no? Con tutte queste scariche, eccetera. Io devo andare a cena. Noi dovremmo andare adesso. Beh, forse. Loro no, rimangono qui. No, noi volevamo esaurire le vostre energie e piano piano vedervi scomparire uno a uno, defilandovi. Poi noi incominceremo a dire le cose profonde.